effettivamente funziona. Sì, Bene, siamo in dovremmo essere... diretta. Siamo in Sì, diretta, sì, Ilde, siamo in diretta. Ci sì, siamo. sì, 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 ci siamo, Bene, ci bene, siamo. bene, Ilde. Senti, Ilde, allora cosa mi racconti di bello? Perché so che stamattina ci tenevi a essere qui per la diretta live splash, un po' trash del Marietto. So che sei sempre curioso. Io avevo una domanda da farti. Così, a Per quelli bruciapelo. nati, sì, per quelli nati di giovedì, puoi dirmi qualcosa per quelli nati? Perché ci sono alcune persone che online mi hanno chiesto, guarda, io sono nato di giovedì, se puoi dirmi qualcosa. E io gli ho risposto, aspettate che chiedo a Hildegarda, che lei è un'astrologa, è un'astronauta, insomma, quelle cose lì, no? E se può dirmi qualcosa di buono per quelli nati in giovedì. Allora, va bene. Certo, certo che posso dire qualcosa. Tanto per cominciare, Giove è Fortuna Major, dunque già nascere sotto la protezione di Giove è sicuramente un qualcosa di benefico. È chiaro che come tutte le cose, però, gli aspetti non sono sempre solo positivi, vedremo comunque cosa comporta e cosa significa. Giove comunque dà ai suoi nati una bella protezione che va crescendo sempre durante il corso dell'esistenza di questi nati, ma che diventa forte e costante a partire poi dal 45esimo anno d'età. Dunque, magari non sempre si percepisce l'azione favorevole di Giove o comunque non sempre si è consapevoli di questa cosa, però perché? Perché Giove non può impedire a certe circostanze, a certe prove di manifestarsi, però può volgerle in nostro favore ed è quello che succede. Dunque i nati di Giove come cioè i nati di giovedì, vale a dire sotto la protezione di Giove, come tutti avranno le loro prove, ovviamente sono prove di matrice gioviana, ma comunque hanno dalla loro appunto questo ombrello di protezione non indifferente. Perché dico così? Perché ovviamente Giove li rende saggi, li rende persone che hanno un magnetismo sugli altri, sull'auditorio, comunque sulle altre persone per le quali o dalle quali godono appunto di credibilità e di stima. Effettivamente le persone nate di giovedì riescono comunque a farsi apprezzare per la loro conoscenza, per la loro saggezza e così via. È chiaro che questo anche è un aspetto che cresce nel tempo ed è prettamente di matrice positiva, ma come ho detto anche Giove ha un lato oscuro, diciamo così, legato alle forme di eccesso, vale a dire che tutti i dominatori planetari hanno un aspetto luminoso positivo e un aspetto oscuro o comunque negativo che, come dire, formano l'aspetto vizi-virtù del dominatore. Sicuramente in futuro parleremo anche un pochettino di questo aspetto, però per quanto riguarda Giove, diciamo che Giove è un grande amplificatore, come ho detto spesso nelle pillole che ho fatto in passato sul mio canale YouTube parlando proprio di astrologia antica, dunque dove c'è Giove tutto va a ingrandirsi, a espandersi, a dilatarsi. Dunque sia in positivo ovviamente sia in negativo. Di conseguenza, se ovviamente siamo in una circostanza favorevole, sarà molto favorevole. Diversamente, in circostanze di prova o negative, ecco che l'intervento di Giove può amplificarle e dunque anche qua non sempre positivamente. Però detto questo, Giove ci lega i nati di giovedì chiaramente o quelli che hanno forti valori legati alle costellazioni Pesci e Sagittario che appartengono al dominio diretto di Giove
porta le persone comunque a contatto con gli studi di natura superiore, a volgersi comunque, in particolare questo per Sagittario, volgere l'attenzione sempre verso l'alto, sempre verso una ricerca spirituale. In effetti, soprattutto questo aspetto di Giove porta questi nati ad avvicinarsi anche alla religione o comunque alle professioni legate alla giustizia, alla giurisprudenza in generale. Dunque abbiamo comunque degli aspetti fortunati e realizzativi sempre con la presenza di Giove, dove però al negativo può portare un carattere un po' insolito, che non accetta molto le critiche degli altri e che non ha molte amicizie, tranne ha un grande carisma ma non molte amicizie. E forse proprio dovuto al fatto che non sempre, mentre gli piace indicare agli altri la via, al contrario, al negativo non gli piace quando gli viene indicata. Dunque possibilmente c'è questo aspetto che comunque influisce poi nei rapporti, nelle relazioni e nel resto. Bene, detto questo, comunque da un punto di vista della fortuna, dal 45esimo anno in poi Giove garantisce ai suoi nati, o comunque ai nati di giovedì o con forti valori di Giove, una protezione veramente quasi miracolosa in ogni circostanza. Dunque è molto positivo ovviamente questa nascita, anche perché fa a queste persone, come ripeto, ben volute e stimate da tutti. Quindi praticamente stai dicendo che chi verso i 30-35 anni ha qualche problemino deve tenere duro fino a 45 perché dopo rinizia la discesa. Allora, qualche problemino comunque, come dicevo prima, non viene inibito, cioè non viene impedito da Giove. Comunque se c'è un'esperienza negativa che è destinata a noi, alla nostra crescita, Giove non la neutralizza. Quello che fa è che dopo, comunque mentre la viviamo, la volge poi a nostro vantaggio. È chiaro che non è solo questo l'aspetto da tenere in considerazione, cioè non basta per una persona guardare solo il giorno in cui è nata, è chiaro che ci sono poi degli altri aspetti che sono importanti anche e poi dipende dal punto di vista con cui si guarda il cielo di nascita, dunque con che chiave di interpretazione o di studio va fatto, perché sono tantissimi le modalità per interpretare le date, può essere fatto tramite tante variabili dell'astrologia, dunque diciamo che molto dipende appunto da qual è la metodologia, però comunque è possibile ovviamente fare un discorso di integrazione anche con altri simboli, per esempio il dominatore dell'ora di nascita, che indicherà anche un po' quali sono i settori privilegiati per la persona e altre sfumature caratteriali, oppure anche la prima costellazione attraversata dalla Luna, questo per quanto riguarda ovviamente l'astrologia antica, perché differisce comunque dall'astrologia moderna. Insomma, in base a qual è la metodologia di studi non si guarda mai un unico fattore comunque, non è solo la posizione del Sole per l'astrologia moderna, non è solo il giorno di nascita per l'astrologia antica, una persona è sempre descritta da tutti i fattori in gioco e si tengono conto tutti nel momento in cui si fa un'analisi, però è pur vero che il giorno settimanale di nascita è uno di quei fattori che influisce costantemente e sempre, dunque ha come dire, un canale prioritario nel manifestare eventi e circostanze. Dunque sì, per una persona di 30-35 anni chiaramente si dovrà vedere anche altre cose, però Giove influirà non in modo diretto, dando comunque un suo contributo favorevole, ma dai 45 anni in poi Giove è come se diventasse prioritario, nel senso che da quel momento in poi spiana la strada in modo molto, molto più vigoroso di quanto non avesse fatto prima. Spero di averti risposto. Ma sì, proprio io volevo dire queste cose qui, poi sai, ho detto, ma sì, va, lascio dire la Hilde. Lascio dire lei.
lascia dire a Ella che è così gentile che mi vuole dare una mano perché insomma ho mal di gola e volevo, sai, non volevo... No, no, non hai mal di gola, parla, parla tu. No, beh, niente. Beh, questa domanda mi è piaciuta. Quindi per Giove diciamo che chi nasce sotto il giorno di Giove, dopo i 45 anni, insomma, incomincia a avere un sorriso. Sì, 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 diciamo che la vita si facilita molto e questi nati se ne accorgeranno, poi un po' comincia già un po' prima, però dai 45 anni in poi diciamo che proprio è proprio evidente, diventa molto più evidente. Hilde, ho una persona che ti saluta, la Claudia Giusti, ha messo Ciao anche due bei Claudia. cuoricini. Ciao Sì, Claudia, sì. grazie di Ciao esserti Claudia. unita al gruppetto di destra. Bene, e vuoi dire qualcosa per il giorno di oggi, visto che sei una bravissima astrologa? Anzi, devo dire che l'Alberto, che era un veggente che ho conosciuto più o meno, cioè conosciuto, è venuto a parlarmi di te nel 1993, mi ha detto, conoscerai una bravissima astrologa che ti aiuterà. Beh, a quei tempi di ieri è ancora piccolina, no? Io volevo subito Sì, conoscere questa 93, astrologa. Quanti anni avevi? 93, aspetta, fammi fare due conti. 87 erano 10, 16 anni, ero proprio... Eri ancora in erba, non potevo, io ero già bello matusa, ma tu eri ancora erbettina fresca, fresca, Però fresca. a quell'età andavo già a comprare, c'era una raccolta di, non mi ricordo più quale casa, sai, non so se ti ricordi che era il periodo dove compravi tutto a fascicoli in edicola. Ah, sì, Allora c'era sì. la caccia e pesca a fascicoli, e il cucito a fascicoli, e la cucina a fascicoli, tutto, tutto. Ma era il periodo delle edizioni a fascicoli, no? Ogni settimana compravi l'uscita che integrava Certo, le precedenti. certo, Bene, certo. io andavo a comprare l'astrologia a fascicoli, No, già allora. non le Sibille a fascicoli, ecco No, perché no, le figure a fascicoli non le hanno mai fatte, se no mi ci precipitavo. esatto, ma l'Alberto mi parlava di questa astrologa e io dicevo voglio diventare bravo come lei e lui mi ha detto non ce la farai mai, mettiti il cuore in pace alla fine ci siamo praticamente ritrovati, no? E Sì, quindi ecco questa astrologa che ci dà queste piccole belle notizie, queste perle di conoscenza su Giove. Giove che penso per chi è nato in quel giorno lì deve aspettare i 45 anni, sempre seguendo il Marietto, sempre seguendo il Marietto, certo, e anche lei, e se volete, tra virgolette, anche proprio, se lei, che tra insistete. l'altro qui ho messo il numero di telefono, se magari qualcuno si è perso può contattarti per un consulto professionale. Bene, possiamo dire qualcos'altro, ad esempio per quelli nati, oggi che giorno è, scusa? Giovedì. Ah no, beh, allora no, per domani che domani sera abbiamo la tua live. Domani, magari facciamo la diretta domani, così spieghiamo il venerdì, che ne Ah, dici? tu dici che, vabbè, va, ti Conservatele le faccio, cartucce. Marietto, te le dovevo insegnare io. mannaggia, vabbè, va, dai, domani per chi ci segue seguirà le conoscenze del venerdì, però lo facciamo verso le 9, va bene? Cosa ne pensi? Ah, aspetta che guardo l'agenda, non Guarda posso. l'agenda, guarda un po' l'agenda. Ma sei fortunato, domani mattina alle 9 non ho Esatto, nessuno. Mm. E quindi domani Claudia dovrai mattina, aspettare domenica. Ha esatto. scritto perché è nato di domenica. A questo Esatto, punto faremo la carrellata. chi è che ha osato scrivere? Fammi vedere. La Claudia, e la Claudia è nata di domenica, domenica ti dovrai aspettare domenica. O se vuoi domani, ma dai, anticipa qualcosa su domenica, Ildi, dai, su, non No. essere così. Allora, vabbè, i nati di domenica hanno la protezione del sole e dunque generalmente sono orientati verso una... Ma lo vedi che poi cominciano a chiedere tutti e finisce che diventa una live di 50 minuti e io non me lo posso No, no, permettere no, no, perché no, Claudio... no. Valentina, scusa, Valentina,
domenica facciamo perché sta arrivando, ma facciamo proprio 2 minuti No, di no. domenica, poi No, no, mercoledì no, no. prossimo, mercoledì prossimo, vai. No, 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 Valentina, allora guarda, con tutto il bene che voglio a Claudia aspetterà domenica e tutti aspetteranno il loro giorno. sì, esatto, è vero, 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 se no qui diventa una live di 15 minuti, cioè già di No, 15 minuti, così sono diventa una live. stimolati a tornare. Valentina, tornerai mercoledì a sentire la live, se non potrai, perché magari può capitare che Potrei sia rivederla, impegnata, la potrai esatto. rivedere registrata. E lo stesso Claudia domenica, Sì, aspetto. no, no, hai ragione, no, perché lei, la Hilde, prima di partire, mi ha detto facciamo una live massimo di 5 minuti e non farmi domande, perché sennò dopo io inizio a fare la maestrina, mi ha detto così, mi ricordo La benissimo, e non minestrina. No, sto scherzando. No, Comunque, però cari lo sai amici, che a me non piace rispondere con a due cose metà, in lo so, croce. esatto, Ecco, perché e stai precisi. Beh, dunque comunque, Ilde, domani parliamo di quelli nati sotto segno nel giorno di Venere, venerdì, giusto? esatto, sotto gli influssi di Venere, dunque Di Venere, esatto, e via dicendo. diamo a Bene. Cesare quel che è di Cesare, a Venere quel che è di E Venere. poi alla sera, per chi vuole seguire delle live gratuite con le Sibille basta perché il Marietto non c'è, alle 9:30 abbiamo il The Guard, qui sotto avete anche il numero di telefono professionale se invece volete consulti professionali e ci seguiamo dalle 9:30 alle 10, 10 e un Però quarto, una giusto? cosa la possiamo dire al volo, riguardo ancora Sì, dai, giovedì e dai, Giove, che oggi dai. potrebbe essere propizio nei giorni appunto legati a Giove, e questo Sì. ce lo insegna anche la regina Elisabetta, che dovete sapere che non indossa mai colori casuali, si mette sempre abbigliamento collegato al dominatore planetario del giorno. Dunque, oggi che è giovedì è molto positivo, favorevole indossare il blu, il turchese, l'azzurro, che sono colori collegati a Giove. Questo in fondo è un Allora modo tu per... dici, Tu sei a posto per oggi. io per oggi sono un po', no, ma guarda che questa maglietta io l'ho su da 3 settimane, quindi cioè, praticamente È una volta a sempre settimana giovedì. sono a posto. Sono come quegli orologi rotti che 2 volte al giorno hanno ragione, giusto? Esatto, anche tu una volta a settimana. Una volta a Dunque, settimana via. se volete sentire Giove più vicino, usate dunque questo stratagemma, perché la vibrazione del colore è associato Claudia, ho fatto così, la vibrazione del colore è associato appunto al dominatore planetario, dunque sicuramente tra l'altro è un colore molto valido da usare anche per esempio nei colloqui di lavoro, dove volete dare un taglio professionale e avere un pochettino di fortuna, dunque durante le trattative o cose del genere può essere utile sfruttare questa vibrazione, perché induce negli altri la percezione di saggezza, serietà, affidabilità. Dunque sfruttiamo queste cose positivamente e sicuramente un piccolo aiuto vibratorio. Cosa c'è che te la ridi? No, è che stavo pensando, visto che siamo in live e sto camminando, non vorrei passare giù nel dirupo, no? E No, allora per proprio dare in un taglio diretta ti professionale ringrazio. sto un po' più. Ecco, un po' più accorto. No, no, direi. Va bene. Bene, bene, poi domani parleremo allora di Venere e di qualche altra piccola cosina, così sapranno come sfruttare anche queste situazioni, anche come crearle ad arte in un certo senso. In che modo? Me Buono, lo una buona chiedi? dritta. Allora, quando In non che è modo? giovedì, Sì. esatto, quando non è giovedì ricorriamo alle vibrazioni che appartengono comunque alla sfera di Giove. Come ho detto, una di queste vibrazioni può essere il colore, per esempio. Dunque, se abbiamo necessità, anche al di fuori del propiziarci un buon giovedì, ma di propiziarci qualcosa di più fortunato, leghiamolo a quel colore che appartiene a Giove, a quella vibrazione. Detto questo, diciamo che eh, abbiamo già un pochettino dato un piccolo indizio, domani daremo per il venerdì. Oh, Marietto? va bene. Sei dei Ma sì, no, nostri? sto ascoltando sto ascoltando con le orecchie del Topo Gigio tutte le indicazioni che stai e sto cercando di non cadere giù nel dirupo, no? E Ah, allora sono interessatissimo. ho capito. Vuoi... No, vuoi tu? Adesso posso farti...
posso farti l'ultima domanda? Sì, ma l'ultimo, Marietta. Dimmi, Ilde, ci sei? ma io ci sono e tu ci Mi sa che è sei? caduta la comunicazione, vedo il No, debloccato. io ci sono. Sì, sì, ci sono, si è bloccata un pochettino, ma ci vuole un po' di suspense perché ci segue. Senti, l'ultima domanda, per le pulizie radioniche e radiostesiche con i protocolli, perché può capitare che ci sono non dei ritorni, ma diciamo che alcune volte quando si fanno delle pulizie ben approfondite, ci potrebbero essere dei... Sì, l'avevo scritto anche in un post sul mio diario. Mhm. Effettivamente le pulizie radiestesiche vanno a smuovere molte vibrazioni contestualmente, dunque è possibile che le persone abbiano effetti di rilascio, sebbene nella procedura di pulizia andiamo sempre a neutralizzare tutto, però è Certo. chiaro che le memorie del corpo vengono smosse, certe negatività vengono rilasciate e questo può rimetterle per certi versi in circolo, dunque potreste avvertire effetti da rilascio che possono in base anche alla persona essere diversi gli uni dagli altri, per esempio qualche forma di malessere oppure qualche momentaneo, temporaneo calo di energie, bisogno di dormire. Io ho tante persone che dormono a seguito delle Sì, pulizie, però sono sì, anch'io. sempre temporanee, hanno sempre una matrice temporanea proprio perché è questione di creare un nuovo assestamento, ovviamente pulito, equilibrato, perché questo è quello che è stato fatto. Dunque dovete considerare che poi i tempi di rilascio di quelle che sono le negatività possono essere diversi da soggetto a soggetto, dunque non possiamo dare una, Tempistica. una tempistica precisa e uguale per tutti. Dunque, Certo. da questo punto di vista, però posso dire che insistendo con le pulizie, tutte le situazioni vanno alla norma, vanno a normalizzarsi ed è il motivo per cui in effetti consigliamo sempre, fatta la pulizia approfondita, di fare un mantenimento per un po' di tempo, fino a quando appunto tutto si normalizza o fino a sempre, anche perché dovete considerare che comunque giornalmente andiamo a sporcarci, come sporchiamo il corpo fisico, sporchiamo anche il nostro eterico, dunque comunque è importante mantenere uno stato di equilibrio costante, ecco, questo è un po' il senso. Comunque sì, è percepibile chi per esempio un odore forte di sudore, proprio un rilascio di tossine vere e proprie, perché in fondo anche le tossine hanno una forma di coscienza, di vibrazione che è associata probabilmente a questioni che sono state normalizzate o lavorate col protocollo di pulizia. Dunque dovete considerare che c'è chi non ha avuto nessun tipo di segnali, di sintomi, chi invece li ha avuti, ma è come dire una crisi di guarigione, sai, le crisi eliminative, Sì. Marietto, quelle per cui Io magari ce l'ho tutti i giorni, io mi sveglio con le crisi, io sono una crisi eliminativa vivente. va bene, Beh, sono un prima o caso. dopo, Prima o prima o poi dopo, funziona. Prima o prima poi o dopo funziona. finisce, sì. E dunque non dovete preoccuparvi di questo, sebbene è normale, lo abbiamo registrato e dunque non siamo lì a dirvi che torna tutto poi in equilibrio, Sì. assolutamente, anzi va veramente in equilibrio perché prima è chiaro che era un equilibrio basato su sistemi di compensazione, siccome il corpo, ma anche il corpo astrale, il nostro eterico funziona così, se c'è una disarmonia comunque tende all'equilibrio e se ci sono delle cose che bloccano l'equilibrio ne crea uno nuovo, ma è sulla base di un disequilibrio. Dunque dovete immaginare che quando andiamo a ripulire e a ristabilire un vero equilibrio, cambiano questi assetti da un punto di vista vibratorio e di conseguenza poi si deve allineare anche il corpo fisico. Ci vuole un pochino, questo è quanto, questo è il senso
di certi disturbi o fastidi che possono venire fuori con le pulizie. Del resto immaginate di dover svuotare una stanza e pulirla a fondo e poi rimettere tutto in ordine. Immaginate la polvere che viene fuori, le cose da rimuovere, da spostare, da togliere, da buttare, da regalare. Dunque immaginate che questo lavoro a livello figurativo viene fatto su di voi. Ecco, bene. Bellissima risposta. Volevo dirlo anch'io, ma poi sai, mangiagola. Bene, brava. Quindi praticamente le pulizie bisognerebbe sempre fare, poi tu hai un bellissimo anche abbonamento, no? 20 euro al mese. Sì, esatto, con 20 euro al mese si mantiene il protocollo approfondito che ovviamente va fatto in un primo momento, soprattutto laddove effettivamente ci sono situazioni particolarmente bloccate, che sono arenate da tempo. Allora in quel caso bisogna andare giù proprio con togliersi i guanti di velluto, bisogna andarci giù decisi. E se invece volete solo mantenere pulito, come dire, fare una pulizia e mantenere pulito senza lavorare nello specifico, senza mirare ad un obiettivo iniziale, ma proprio solo mantenere in ordine da un punto di vista vibratorio, potreste anche chiedere per questa pulizia leggera e partire direttamente con i 20 euro per tenervi comunque sempre in ordine. Diciamo che possono valutare anche il tipo di intervento. Questo diciamo che è valutabile comunque in fase di consulto. Chiaro che noi consigliamo le pulizie a seguito di una consultazione, cioè abbiamo ascoltato il vostro caso, la vostra situazione e dunque valutiamo qual è il tipo di intervento che può dare un migliore esito per voi. Ho detto questo, Marietto, io purtroppo veramente mi si prepara l'appuntamento che... Il consulto. Ho un appuntamento alle 11 e dunque direi che io mi congedo. Per chi ci segue vedrà, perché questa live praticamente la vedranno 200-300 persone fra un po', perché appena arrivo in studio praticamente la seminerò in tutto il mondo del web. Qui sotto c'è il numero di telefono di Hildegarda per chi vuole dei consulti professionali, per chi vuole ancora quelli migliori dovete cercare il mio, ma non lo do a tutti, non lo do a tutti, ve lo dovete sudare il mio numero di telefono, però prendete quello di Hilde, va, metto lì così, lì così, prendetelo, e sapete che il prezzo per un consulto della nostra Hilde è pochissimo, è 20 euro per 45 minuti, e niente, per quelli che vedranno in futuro questo video, sapete, siete uomo avvisato, mezzo salvato, 20 euro sono 20 euro spesi bene, no? Perché vi possono togliere. Voglio raccontare solo questa prima cosa, prima che ci lasci la Hilde. Anni fa era successo un caso di una signora che era andata da un avvocato. Era stata dentro un'ora e mezza e gli è arrivata una parcella di 2500 euro. Questa signora, tutta arrabbiata, ha fatto un cancan televisivo, no? Però se guardiamo bene la faccenda, questi 2500 euro, se l'avvocato gli ha dato delle dritte che nella vita gli faranno risparmiare un sacco di problemi, non erano niente. Cioè, voi dovete pensare che se ricevete una dritta eterica che vi farà evitare un incidente o qualsiasi problema grosso, 20 euro non sono neanche una mancia. Capite cosa voglio dirvi? Quindi quando uno investe in una consulta con Hildegarda è come se andasse da un avvocato, solo che l'avvocato riesce a dirvi qualche cosina, no? E la Hilde con un centesimo di quell'avvocato vi dice cose che magari neanche la vostra mamma vi potrebbe dire. Era solo per raccontarvi questa faccenda, no? Perché l'Alberto me ne parlava già 30 anni fa che avrei conosciuto questa bravissima astrologa e che io non sarei riuscito ad arrivare a essere bravo come lei. Vabbè, non posso arrivare dappertutto, vabbè, posso fare, però sono bravo in altre cose. Quindi sapete il numero di telefono per chi vedrà questo video
Non andate dall'avvocato, risparmiate, andate dalla Hilde. Ricordo che non faccio consulti perché magari potrebbero raggiungerci oggi per la prima volta e non sapere che non faccio solo consulti di astrologia, ma che i miei consulti sono fatti anche con le sibille e la radiestesia. Dunque, detto questo, tendo a integrare comunque le discipline per poter dare una risposta quanto più approfondita possibile ai vostri quesiti. Bene, allora Marietto, io saluto e ringrazio tutti per aver ascoltato, per essere stati qui. Oggi abbiamo parlato del giovedì e di cosa significa nascere di giovedì. Certo, a sommi capi, non sono entrata in profondità. Domani, che ne dici Marietto? Promettiamo di parlare dei nati di Venere, cioè di venerdì Sì, con la protezione di Venere. domani se non mi chiedi molto ti faccio venire a parlare di Venere. No, scherzo, no, queste non sono comparsate, queste sono cose serie. Va bene Hilde, adesso salutiamo i nostri amici che so che saranno Grazie a numerosi tutti. per fine sera. Ciao cari amici e a Buon domani più o meno proseguimento. verso le 9, 9:10 sul diario del Marietto, vi aspettiamo tantissimi. Grazie, ciao Hilde, grazie di essere stata col Ciao a Marietto. tutti. Ciao a tutti cari amici e mi raccomando il numero di telefono per voi. Grazie, ciao e alla prossima. Chiudo Hilde, Alla 1, 2, prossima. 3, chiudo, voilà.